Ciao! Quest'oggi vi parlo di un prodotto tipico del Veneto, il broccolo fiolaro. Questo ortaggio è coltivato nelle colline a Creazzo, in provincia di Vicenza, in quanto il terreno calcareo sabbioso è particolarmente indicato per la produzione e quindi la raccolta poi di questo broccolo. Il broccolo fiolaro ha questo nome particolare, fiolaro, che deriva appunto da fioi, ossia figli, che si riferiscono ai germogli che vengono inseriti nella pianta. Questo ortaggio è particolarmente buono se mangiato dopo le prime gelate. Il broccolo è utilizzabile in moltissime ricette, dai primi piatti anche come contorno. Noi oggi faremo la ricetta della lasagna. Faremo una classica besciamella, in questo caso sostituirò il burro con l'olio di semi di arachide, latte, noce moscata, farina appunto e immantecatura per dare particolare sapore, scamorza affumicata e formaggio grana grattugiato. Il broccolo, prima di essere utilizzato, va sbollentato in acqua, quindi lo taglieremo in pezzi e poi una volta cotto lo ritaglieremo in piccoli pezzi e lo passeremo in padella con la cipolla e sale e pepe per dargli sapore. Iniziamo a tagliarlo in piccoli pezzi. Ora iniziamo a preparare la besciamella. Innanzitutto scaldiamo il latte in un pentolino. Allora, il latte non deve essere portato a bollore, ma deve essere semplicemente caldo. Lo aromatizziamo subito con la noce moscata. E lo mettiamo nel fuoco. Iniziamo ora a fare il roux. In questo caso utilizzerò l'olio di semi di arachide, come già detto, per due motivi. Innanzitutto perché la besciamella risulterà più leggera e poi anche può essere utile per una questione economica, in quanto l'olio logicamente costa meno del burro ed è anche una forma quasi vegetariana, diciamo, di fare la besciamella. Allora iniziamo mettendo l'olio nella pentola e la farina, come il classico roux logicamente, solo che non c'è il burro sciolto ma l'olio. Mescoliamo bene in modo che non si creino dei grumi. E a questo punto dobbiamo lasciare che il roux cuocia, quindi lo lasceremo nel fuoco un 4 o 5 minuti. È importante che la farina appunto si cuocia. Ora aggiungiamo un pochino alla volta il latte. E portiamo a bollore. La besciamella si sta addensando e quindi assaggiamo un attimino, aggiungiamo il sale ed eventualmente a chi piace può essere anche aggiunta ancora noce moscata. Procediamo con lo sminuzzare il broccolo una volta cotto e poi lo ripassiamo in padella con cipolla, sale e pepe. A questo punto insaporiamo i broccoli tagliati con un po' d'olio e un po' di cipolla, sale e pepe. Iniziamo ora a fare la lasagna e mettiamo nella pirofila una leggera base di besciamella in modo che non attacchi la pasta al fondo. Mettiamo la pasta. Io di solito utilizzo quella che va direttamente in forno per praticità.
due angolini in modo che stia più stesa. A questo punto rimettiamo la besciamella. Ora ho messo uno strato di broccoli e vado a ultimare con la scamorza affumicata. E del parmigiano. A questo punto continuiamo nella stessa maniera finché non utilizzeremo tutti gli ingredienti. Ultimiamo la lasagna con lo strato di besciamella e formaggio grana. Lo mettiamo in abbondanza perché poi nel forno durante la cottura farà una bella crosticina. Dopodiché lo mettiamo in forno a 200-220 gradi per 20 minuti. Ecco qui, la nostra lasagna è cotta. Vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!